I mezzi del consorzio di bonifica lavorano per ripulire il canale che scorre nel cuore di Battaglia Terme, nella Bassa Padovana. Da giorni il canale Battaglia, che collega il Bacchiglione all'Adige e che scorre al centro del paese, era infestato da alghe che, grazie al poco ossigeno presente nell'acqua, proliferano. Sul posto, per un sopralluogo, era intervenuta anche l'assessore all'ambiente della Regione Veneto, Elisa Venturini, che ha annunciato che si sta muovendo per far incontrare tutti gli enti che gestiscono le reti fluviali del Veneto attorno ad un tavolo. Il ruolo adesso che debba avere la Regione del Veneto è quello di riuscire a garantire un coordinamento tra i vari soggetti che intervengono lungo i corsi d'acqua, sto pensando ai geni civili piuttosto che alle strutture tipo infrastrutture venete, che hanno la possibilità quindi di agire lungo i corsi d'acqua per garantire la navigabilità, per garantire la pulizia e soprattutto per metterli anche in sicurezza. Anche perché collegato a questo clima che diventa sempre più caldo abbiamo anche dei problemi magari dal punto di vista sanitario. Allora bisogna prevenirli e creare le condizioni perché ciò non succeda. Il proliferare delle alghe è uno dei fenomeni legato ai cambiamenti climatici, in cui fasi di siccità si alternano ad eventi temporaleschi particolarmente violenti, con pioggia e vento forte. Ogni volta, anche qui, abbiamo un'allerta gialla, abbiamo centinaia di richieste ai vigili del fuoco, se non alla protezione civile, di intervenire per questi alberi che continuano a cadere. Però anche questo è un effetto del cambiamento climatico, perché il grande calore che abbiamo registrato anche nei giorni e nelle settimane passate e che avremo anche, ha delle ripercussioni sugli alberi. E il risultato è che poi questi si schiantano, cadono, con le conseguenze anche qui, ogni volta sperando che non succeda mai qualche evento negativo.